Quello veneto è un turismo coraggioso dove imprenditori, operatori, amministratori locali e associazioni di categoria fanno squadra per difendere un'offerta capace di raggiungere numeri che pongono la nostra regione al primo posto tra le industrie turistiche italiane. Li ringrazio di cuore perché se Caorle, Bibbione o Jesolo oggi sono destinazioni è grazie agli imprenditori che hanno creato il fenomeno turistico veneto. Siamo alla terza generazione che riceve il testimone per confermare i 72 milioni di presenze turistiche, di cui il 66,6% è rappresentato da turisti stranieri e i 18 miliardi di fatturato. Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia all'inaugurazione della 51esima edizione della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, appuntamento per tutti gli imprenditori della costa veneta. La costa veneta rappresenta 32 milioni di presenze turistiche. Siamo la prima regione turistica d'Italia e la prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, per cui il presidente di questa regione non può che essere qui oggi. Ma sì, i nostri imprenditori vivono nell'ottimismo e direi che lo hanno dimostrato anche nell'estate 2021 con la ripresa che c'è stata. Se ci sono i presupposti della pace, soprattutto della pace, che finisca questa congiuntura, direi che si ripartirà alla grande e sarà una stagione memorabile. Il Veneto resta meta prediletta di italiani, ma soprattutto di molti stranieri. C'è voglia di Veneto, c'è voglia di tornare, pensate solo che il 66,6% dei nostri turisti sono stranieri e quindi tutti stanno lì facendo il conto alla rovescia per capire quando tornare in Veneto. Direi che veramente ne abbiamo avuto un assaggio nell'estate 2021 quando abbiamo fatto più fatturato dell'estate 2019 pre-Covid. Sì, io l'ho voluta con forza, l'ho definita la nostra Costa del Sol. Si parte dal Friuli Venezia Giulia attraverso il Super Veneto, la Super Costa Veneta per arrivare ovviamente alla grande Emilia Romagna, quindi la costa romagnola. Diciamo che questa sinergia la portiamo anche a livello internazionale, ma con l'ottica di capire che noi dobbiamo difendere le posizioni di chi per anni ha creduto in aree demaniali che erano dismesse, che erano abbandonate, perché oggi è facile venire qui nella nostra costa veneta e dire guarda che belle spiagge, c'era palude, c'era malaria, non c'era di certo un'offerta turistica, quindi devono essere riconosciuti tutti i meriti di chi ha creduto e ha fatto investimenti, cioè dei nostri operatori.